I finanziamenti sono stati curati e raccolti dalla Regione e quindi grazie a questo intervento è partito il progetto del depuratore. Diciamo che tutto è stato sbloccato grazie a un accordo di programma del 2014, c'è un lavoro importante che è stato fatto e che ha rimesso in piedi e avviato una volta per tutte questo progetto così importante, un progetto che ricordo vede più di 50 milioni di euro investiti, che ha premesso tanto la bonifica della zona quanto l'intervento appunto di realizzazione di questo nuovo depuratore, che è assolutamente un impianto all'avanguardia da un punto di vista tecnologico e dell'efficienza. Le risorse sono state risorse quindi prevalentemente tra fondi europei, statali, parte regionali, ma insomma è parte da tariffa, anche se minima rispetto al resto, ma comunque insomma ognuno ha fatto la propria parte, perché effettivamente questa è assolutamente una priorità per Trieste, ma anche una priorità regionale. Parliamo di ambiente, quindi in questo progetto sono coinvolti anche degli enti scientifici che in qualche maniera si occupano di ambiente, di ecologia, eccetera. Senza dubbio, io penso che una delle cose veramente belle e innovative di questo progetto è la sua flessibilità, cioè il fatto che sia veramente in dialogo con il mare, cioè l'impianto, quando poi sarà a regime, veramente calibrerà la propria portata e il proprio intervento in base anche alle condizioni del mare, quindi effettivamente ha un impatto ambientale proprio molto attento per fare in modo che il tutto venga ottimizzato con la miglior gestione possibile, e quindi un ruolo preziosissimo in questo impegno è quello degli enti di ricerca coinvolti, l'OGS in particolare ha un ruolo molto importante, l'ARPA, quindi ognuno per la propria parte, stiamo cercando di mettere a sistema anche le migliori professionalità tecniche e scientifiche che abbiamo per effettivamente fare in modo che il risultato finale sia assolutamente all'altezza delle aspettative. Per quanto riguarda l'Europa, la potenziale infrazione alle norme e quindi la multa che ne consegue, possiamo dire che è scongiurata o c'è ancora qualche timore? Allora, diciamo che è chiaro che tutti stanno facendo la propria parte, perché l'obiettivo è prioritario, senza dubbio di miglioria di quello che è l'impatto ambientale, miglioria di un servizio fondamentale per una città ed un agglomerato così grande, perché stiamo parlando di un agglomerato molto importante come numeri, ma stiamo anche parlando di scongiurare quella che è un'infrazione comunitaria che io ricordo sempre, in questa legislatura noi abbiamo già trovato, perché la procedura era già purtroppo a sanzione, quello che manca ancora ad oggi è la quantificazione di questa sanzione. Sappiamo però che l'Unione Europea si sta muovendo, quindi l'obiettivo, ed ecco anche perché l'importanza del dialogo non solo tra le istituzioni ma anche col Ministero dell'Ambiente, è proprio quello di accelerare il più possibile i tempi. Un ringraziamento va fatto non soltanto ad Acegas ma anche a tutte le imprese, che sono molte, che stanno lavorando con grande professionalità proprio per riuscire a rispettare il cronoprogramma che ci si è dati. Quindi l'impegno è il massimo, stiamo facendo di tutto per recuperare il tempo che magari nel passato era stato perso. Ci siamo rimboccati le maniche, penso che anche la collaborazione importante con l'amministrazione comunale, con quella che era prima la provincia, insomma con tutto il pubblico che si è messo a disposizione per le competenze ciascuno per la propria parte, io mi auguro veramente che siano la risposta giusta per riuscire ad affrontare anche questa che è un'ulteriore sfida. Assessore, si è detto poi di un cantiere modello, tanta attenzione anche sulla sicurezza. Sì, sono state fatte in 10 mesi 67 incontri con, mi diceva adesso appunto il responsabile del cantiere, proprio per il tema della sicurezza sul lavoro. Questa è una cosa importantissima, una cosa da sottolineare, perché questo è un cantiere assolutamente molto complesso, che mette quindi le professionalità a disposizione davvero alla prova, e questo è un aspetto che va quindi anche evidenziato, un plauso va detto, e quindi anche il tema della sicurezza sul lavoro è stata sempre una delle priorità considerate nell'ambito della gestione del cantiere.